No, I'm not a writer. Ok. Buondì, tra virgolette, oh, ti ricordi i lici del... ho appena alzato, porta pazienza. Ti ricordi i lici, quelli in scatola che ho mangiato ieri sera? Stavo per chiamare il pronto soccorso, fortuna vuole che sono riuscito a bere un po' di acqua, ho vomitato il male, mamma mia, mai stato... che bomba proprio. Infatti li sentivo io duretti, li vedevo piccoli, perché lì ce ne ho mangiati tanti in vita mia, ma anche tra virgolette di recente, sia da ristoranti che quelli in scatola, che quelli freschi dal frutta e verdura. Ma questi sì, li sentivo strani, erano più piccoli, di solito i lici sono così, questi erano così, e quindi boh, non lo so, erano stati sciroppati quando erano ancora crudi, non lo so. Porca puttana, veramente, giramenti di testa, e ho detto, niente, chiamo il pronto soccorso, prendo il telefono e dopo ho detto, ma aspetta, butto giù un goccino di acqua. Buttando giù l'acqua è venuto, mamma mia, e subito dopo aver vomitato sono stato bene, no? Quindi era proprio qualcosa che avevo mangiato. E io penso ai lizi, anche perché altro non avevo fame quella sera e ho saltato la cena, no? Sì, ho saltato la cena, ho mangiato i lizi. Cioè robe che, guarda, che uno rischia che qua salti tutto perché per una scatola di lizi, mamma mia. Io non sono razzista, ma della roba cinese stagli distante, cazzo, porca puttana. Beh, o magari è stato semplicemente il sughetto che aveva magari qualche conservante a base di scorie nucleari o chissà cosa. Fantastico, cosa è successo? Ho approfondito su internet che un'amica mi ha detto guarda, prova a guardare perché mi sembra aver sentito che hanno fatto vari studi, sia i medici orientali che gli occidentali, e mangiare oltre 6 lici porta a giramenti di testa, vertigini, perdita di coscienza, disturbi respiratori, e io ho avuto tutti quei sintomi e seriamente stavo chiamando il pronto soccorso. Ancora adesso sono... la mattina dopo sto ancora male, tanto che ho iniziato un attimo a approfondire che cazzo fanno sti lici. E niente, adesso berrò acqua naturale in modo da buttare fuori il tutto. Ho vomitato il male ieri notte e sono stato molto meglio dopo aver vomitato. E attenzione ragazzi, infatti effettivamente se quando andate nei ristoranti cinesi ti danno 5-6 pezzi, io ne ho mangiato un piatto pieno. Ho detto cazzo, è un frutto, fa bene, è buono, è dolce, e ceno con quello. Mai più, stato malissimo, e neanche idea, mai stato, cioè sono veramente preoccupato perché è stata proprio una botta forte, forti giramenti di testa. Infatti non so come ho fatto a scendere dal letto per arrivare giù in bagno a vomitare e poi a tenere un attimo la lucidità per prendere il telefono e chiamare il pronto soccorso. Però una volta vomitato, diciamo un 80% l'ho buttato fuori tutto del malessere, dei giramenti. Adesso sono un po' rincoglionito, dai, via di acqua subito. Vedi, come diceva anche Ippocrate, che il cibo è una medicina, è vero, è verissimo, ma può essere anche un veleno. Prendi ad esempio certi alimenti tipo la menta in realtà è un veleno, è un paralizzante, è solo che preso in piccole quantità come la prendiamo noi esseri umani, che abbiamo anche un corpo grande, che riusciamo a tollerarla, fa bene, dà anche quell'effetto rinfrescante, che altro non è quell'effetto rinfrescante delle papille della lingua che vengono paralizzate, vengono stordite, e quindi ti dà quell'effetto di freschezza, no? E quindi capisci tante cose che in piccole quantità appunto ti fanno bene, in grandi quantità veramente ti possono distruggere. Ma questo vale un po' su tutto il discorso della quantità, no? Comunque vedi, anche oggi abbiamo imparato qualcosa, non certo per le conoscenze
del pazzoide qua, ma proprio perché sperimentando scopri sempre tante cose. Questa è una delle mie principali filosofie. Io sono molto San Tommaso, credo solo dove ci metto il naso, e ho visto che tante cose che ci vengono insegnate sono delle immense stronzate, altre sono parzialmente vere, altre sono sfalsate, calcate, e le cose le impari solo provando. È inutile dire una cosa fa male, una cosa fa bene, prova, perché parte della filosofia epicurea si è integrata anche in questo discorso, il che sarebbe che, un po' come diceva anche l'Einstein, il tutto è relativo, ossia questa cosa fa male, ma valutiamo tutti gli altri contesti. Gli altri contesti possono essere l'intolleranza di una persona perché magari è allergico, un altro che magari è più magro, non tollera una certa quantità di sostanze, mentre l'altro la può tollerare benissimo, anzi l'altro ha un problema che quella sostanza glielo cura, cioè capisci? Purtroppo è quasi tutto individuale, va sempre sperimentato tutto, non sto parlando solo dell'esperimento che ho fatto qui con i lici, ma su tutte le cose materiali e non. Bene, dai, io spero di non contagiarti con la mia malattia da lici qua, adesso non dovrebbe essere contagiosa, soprattutto tramite canale YouTube, quindi dai, in teoria tu sei a posto. Ci vediamo alla prossima, dai, ciao!